Ho investito più di 500 euro in realtà in questa canzone e ho buttato tutto. Io ho questo problema, non mi accontento mai. E mai lo farò. Non mi accontenterò mai. Voglio parlare un pochettino. Oggi che sono qua non mi capita mai di essere in un posto bello. Perché sto sempre a casa in realtà. Perché ormai la mia vita è diventato anche questo, no? Stare a casa, pensare a delle idee, tradurre, cantare. Ho tutto il mio mondo a casa. È un mondo che ho cercato tanto, ho cercato tantissimo. Ho ottenuto quello che volevo e tra le tante cose che ho ottenuto anche la possibilità di fare quello che ho sempre voluto fare e che chiedevo sempre agli altri che potessero fare per me, come registrare una voce, produrre una canzone, fare un video che potesse andare su YouTube, su qualsiasi cosa. Ora tutte queste cose le posso fare da solo, le faccio da solo. A volte le faccio bene, altre volte le faccio un po' male, ma in ogni caso le faccio. La canzone che è uscita da poco, il tuo libro, non è solo una canzone d'amore, è stata una lotta. Io stavo per mollare tutto ciò che riguarda il mio modo di esprimermi, perché dicevo, io sono quello che canta le canzoni in sardo, quello che fa vedere la Sardegna, quello che fa le collaborazioni con i brand e cose varie, quello che dà voce agli altri, ma sempre meno a se stesso. Questa canzone è stata fatta da capo a coda da me, dalle parole alla registrazione, alla produzione, al video, al master, al mix, a tutto. Perché ho investito più di 500 euro in realtà io in questa canzone e ho buttato tutto. Perché non ero mai soddisfatto di quello che ottenevo, mai, mai. Io ho questo problema, non mi accontento mai. E mai lo farò. Non mi accontenterò mai. Il risultato è che faccio 1000 tentativi. Questa canzone mi è costata, oltre ai soldi che ho investito e buttato, oltre a quelli, mi è costato 4 mesi. 4 mesi di casa, 4 mesi di tentativi, 4 mesi di prendi la canzone, ascoltala in macchina, non mi piace, torna a casa, modifica, torna in macchina, non mi piace, ho almeno 50 prove. Questo per dire che sono veramente contento, nonostante abbia perso un sacco di tempo, investito, chiamiamolo come vogliamo. Ho passato tantissimo tempo a cercare di capire che cosa potesse risuonare meglio nelle mie orecchie, nella mia testa, nel mio immaginario. Io in tutto questo devo ringraziare sicuramente la ragazza che è presente nel video, che mi ha ispirato per questa canzone, che mi ha dato una vera spinta. Dopo un anno non avevo mai fatto uscire più nessuna canzone, se non la canzone con Supermercati Pan, che fa da curriculum e ne sono molto contento e ne sono grato all'infinito. Però era sempre un dare la voce a qualcuno piuttosto che a me stesso. E io spero, più per me che per voi da una parte, mi sento di voler essere un po' egoista, egocentrico. Mi auguro che questo 2026 possa essere davvero quell'anno in cui davvero non mi sentirò mai quella vocina in testa che mi dice ma alla fine gliene frega qualcosa a qualcuno di quello che pensi. Io penso un botto, scrivo un botto, parlo un botto, canto un botto, piango un botto, mi emoziono tantissimo e penso che ci siano tante cose da raccontare e spero tantissimo che vogliate sentire una voce in più, la mia. Grazie. E ascoltatevi la mia canzone, maledizione.